20 anni, il rapporto di una notte da nascondere. Ha raccontato ai carabinieri di aver subito una violenza sessuale in un locale vicentino, ma si era inventata tutto e scoperta, ha confessato in lacrime, finendo tuttavia denunciata per simulazione di reato. Una storia diversa da quella di molte donne che la violenza la subiscono davvero e spesso tra le mura domestiche in presenza di figli piccoli. Una piaga in aumento con un boom di richieste di aiuto. Solo a Padova il Centro Veneto Progetti Donna ne ha ricevute in meno di 6 mesi 324. Nel 2012 erano state in tutto 375. Sono in crescita le donne che chiedono aiuto e credo che questo sia positivo, vuol dire che le donne hanno capito che rivolgendosi ai centri antiviolenza possono trovare accoglienza e risposte ai loro bisogni. La stragrande maggioranza delle vittime sono italiane con un'età tra i 30 e i 50 anni in istruzione medio-alta. Per loro, accanto al numero verde 1522, il Centro Veneto Progetti Donna, con la collaborazione del Comune di Padova, ha dato vita a un numero verde provinciale 800 81 46 81. Abbiamo voluto creare un numero verde per facilitare la donna all'accesso alla richiesta di aiuto. Per 12 ore al giorno, per 7 giorni alla settimana, le donne hanno a disposizione questo servizio e credo sia molto importante. Uno sportello, anche qui sostenuto da operatrici volontarie, aprirà il 21 giugno a Este e proprio nella Bassa Padovana a breve saranno aperte anche case di fuga da affiancare a quella operativa nella Città del Santo. Di qua a qualche mese saranno pronte all'interno della nostra città a supporto non solo delle donne della Bassa Padovana ma delle donne di tutta la provincia che sono vittime di violenza.